E allora, so che a una volta va domanda il permesso per indire delle oste qua. Anche allora ho fatto un po' le mie orchidee che ho qua. Ehm, per fare un po' le piante, un po' i fiori che anche sta settimana, allora i 25, ehm, che è il dì del colono, del motorista, che per me è un dì speciale, il dì di San Cristoforo, anche che le assura i colono e i motorista. Allora domandava all'intercessione di San Cristoforo, che è il compagno di chi colono, di chi motorista, di suo lavoro, nella sua vita. Di che me si trova tanta dei scuola di colono, che come imparare tante robe, mi piace un gran tanto per le piante, embora me sto in cidade adesso, ma sempre sagadete del nostro costume, sempre dei un fiore, una pianta, pianta un tempero, pianta una frutta. E allora mi dico che è tanto importante, né? Anche i fiori, se hai inoltre il costume da girare, anche delle allora, se sai dire che era un fiore differente, che cercare un brocco per portare a piantare, quanto è nella nostra casa che era un ergot. E allora anche zia sta mandando brocco e piantale si sa truccare, era tan bello. E allora era un costume che stai a comprare che era mia floricoltura, che era mia nigote, allora sa truccare le piante, era date per nigote. L'importante era piantare igele, era tan bello, un tempo differente adesso. E allora me anche, se quanta ergo a girare, gamia un tipo d'ansia o un fiurchi, ma la circa me galdode per nigote, galdode cœur, d'un grande cœur, perché è una roba bella, una roba che Dio mi ha dato per nigote, allora bisogna che la scompartisso. E di anche che è una settimana speciale, come vi dico, domandare all'intercessione di San Cristoforo, anche per tutti che i colono che è stato attingito con la sente, che è stata una tanna par grande, né? Che ha portato via bestie, che ha portato via qua, e forse gli ha coraggio di teccare di nuovo. E allora urei anche fatto in quei piante che è buone per maià perché adesso come è finito il tempo mi è tan bello e allora si è scassato tanto e tante persone sanno che certe piante si può maiale allora tipo che strefoi che intera le strefoi che si può maiale come insalata allora tanto se ti la cugnosa mia allora che allora con tomates de che giapponese tomates che la fa mi dice che il primo anche il fa che ma lei è un gran bulla una roba di sé che è il gran gusto di maracujá come e allora rifate un po' quei piantelline chi è demato e tanta se ti cugnosa mia e allora oltre è tanto importante perché un tempo brutto come adesso che allora di orci che è quasi nigot e allora se sa che robe che sa il maiale a volte si continua né, a maiare dura, a maiare ergot perché col tè che gagni tanta acqua si è scassata di rose, di orce, allora che mi poi indigo perché era anche mia al sole, né? Allora che sta quasi 3 mesi senza sole, allora le robe gli è morte e tanta acqua, e si è stufegate.
E l'ora che l'ora go un quai piante de mato, come vi dice, che sta che tante persone la conoscono mia, la una erbina che la su adesso, lei è anche buona de maian, d'insalata, e la fa anche bene per nostre donne, anche per la menopausa, per il mio di lavoro. E questo che ora sarebbe dotter tagliare diciamo il radicchio pisa qua al fa un fiore giallo che ne è uno erte allora è un gran bel al fa un gran bel per la salute tanti la bicomensia che è netta la vesicola del gan formato come parecido con la vesicola chi ha il problema della gordura del fide e anche fa un gran bene per maiale di salata o fa che piace i radici coci e allora anche è un gran bu e allora le piante che oltre le persone segnano che è buone di maiale questa che anche le oltre che dicono sgarse e allora adesso teca è in sebei anche per il maiale è un gran bu e fa un gran bene per la salute per il di mestiere. Ha il formato che nella punta come la tiroide, fa un gran bene anche perché ha il problema della tiroide. E allora, che nel mio orto, allora, che piante le demato che go adesso, allora per fare, che è un po' di transage, che la maggioria di lei la conosce anche il da maiala come un'insalata e fa sia per tante robe il TD adesso l'ora che ha l'internet e l'ora si può consultare l'ora che ha accesso per sai perché cos'è fa bene l'ora che tanti benefici e poi di anche che del mio orto l'ora che mi ha salvato un gran tanto è stata quel peche de ora pro nobis, che è una pianta che anche a me, la mia tante che l'ho conosciuta, e ha tanto beneficio per la salute, allora, perché se sa schissa come una foglia, la schissa la resta come saunata, allora la resta lisa, la molla come un mestiere che bruscia. E le sarebbe collageno che fa bene anche per la pelle, per la cartilage tra gli ossi, né? Tanto se ti hai disgasti, te de che gli era anche ste so che era meglio né? Ma mi dico che adesso è più siamo perché i nostri maiali tanto transgenico, con tanto veneno e prodotto chimico, né? E allora l'ente peggio a moda ste anni. E allora l'era questo che vorrei fare più sei, che tanti forse io conosco mia, la sa mia. E sempre cercare, né, i tasco le robe naturali, che quanto più sei naturale aiuta magari a consumire e allora meno effetto collaterale go. Che è anche una gamba di gugette e le gugette tante volte i coloni capiscono tanto perché i vesuvio fa pure, né? Ma ha un beneficio tan grande per la salute anche a fasia, che anche il bagno, chi fa scaldapè, fa sia per il fide, e fa un gran bene per i benefici, allora sarebbe il più completo, in portoghese, perché dicono le gugette. E che è anche un po' di legna per un po' il fuoco, che è come vi dico prima, né? Sono fiori di culono e messa anche in gran tanto, per una fiola di culono e per nutrire il fuoco, la legna, tutti i mesterlei, perché se io mia manca ergotta e anche come mestiere che fa parte della nostra vita, né? E
per una persona che la sta in colonia, a volte è tanto difficile, perché a volte i coloni sa mantenere i ven, che le robe i ven, può mettere della legna, i venti i verdure, i ven qualche pianta, e a volte si dà delle persone che è tan care le robe. Sa che a volte i coloni ciapano una minoria, né? Chi che è che ha enti, sarebbe chi è mes, come si dice, né? Ma valorizzare le robe di colono che è tanto difficile, perché per riantare la legna in sé è tanto lavoro. Le persone che tu fa il posto di piantare, allora un po' di cassia, un po' di calitro, e allora tu piantare, tu ten le formiche, perché a volte ora gli attacca, allora se mi è ben intendere, i formiche in moripe, dopo allora tu russai, e accompagnare se forse ti piante che più mi tanto che bagnai, e aspettare intorno a design per una casa grossa di seta. Dipende dalla terra anche, ma dico che è una roba demorata, allora oltre si ascolta, le persone della città dicono ma vincono un sacco di legna, mamma che cara, né? Ma sul che calcolano l'elga aspettata oltre du design per ciapare i fiori lì, elga tanta anche, elga anche un po' di facilità con il motosserra, allora il macchinario, ma costa tanto anche per mantenere, per fare rangiare, che una volta era fatta a mano, con il resgu o con la manara. Ma un costo è tan pesato, oltre a tirare fuori una pianta di tendemato, e il pericolo anche di tralasò, oltre la per burlare insieme alla persona. Come tutto un lavoro che ti frega il rischio, né? Ma dico, è lavoro che è tan pesato, allora che chi l'ha mai fatto, a volte trova che le karma, io mai visto come le fanno. E allora mi pensi seta che bisogna che valorizzano in gran tanto le persone che stanno in colonia, tutte le persone, tutto il lavoro, qualche lavoro che è un lavoro che ha la sua professione, ma ha il suo valore. Ma tante volte mi dicono che i coloni è schessici, allora gli dico, si fa per maià, per l'urta buono. Ma mi penso che le mie, allora bisogna che le politiche pubbliche e anche le persone gli valorizzino in gran tanto, perché loro è la base per non termaià che in si dà anche. E allora era questo che mi vorrei parlare. Va ringraziamo una volta a tutti che mi ascoltate, e va domande allora, domande per l'intercessione del San Cristoforo, che è il dì di San Cristoforo adesso è il 25, che il ma benedice tutti. Grazie e fino alla prossima.